Oggi il Veneto ha scoperto che paga meno tasse. Eh sì, mi sembra una scoperta non da poco perché paga meno tasse non per 2 lire ma per 160-170 milioni di euro all'anno. Infatti non ci sarà più quella addizionale IRPEF che andava a colpire i redditi più elevati e le transazioni finanziarie, per cui il Veneto nel suo complesso si ritroverà a disposizione 170 milioni di euro per migliorare la sua condizione. Credo che in un anno come questo, di grandi difficoltà mondiali, sia un episodio meraviglioso, straordinario e impensabile. Quando è che il Veneto vedrà questo? Quando guarderà la busta paga di dicembre? No, quando vedrà la busta paga di gennaio, perché per il meccanismo impositivo fino a dicembre voi pagherete le tasse del 2008 e quindi l'addizionale IRPEF del 2008. E quindi a partire dal 2010, dal gennaio del 2010, non troverete per l'anno 2009 l'addizionale IRPEF che invece avreste normalmente trovato.